Presidente, abbiamo sentito prima sul palco anche l'AIA chiedeva a gran voce non rimodulare l'IVA, non aumentare l'IVA perché metterebbe completamente fuori mercato il turismo e non solo il turismo della Costa Veneta. La Confcommercio qual è la sua posizione? Pensano che la rimodulazione sia una cosa banale e da poco e la gente non percepisce anche dalla televisione e dai media la gravità di quello che si sta dicendo. Vogliono passare un aumento del 12% per tutta la ristorazione e per tutto il turismo italiano che in questo momento soffre perché ha prezzi troppo alti rispetto alla concorrenza e pensano di fare un aumento del 12% tout court in un colpo solo. Se questo lo vogliono far passare in sordina come un piccolo cambiamento, sanno che mettono in crisi uno dei comparti più importanti e strategici del Paese Italia. Quindi non possono che aspettarsi da noi una guerra all'ultimo sangue, perché francamente vorrebbe dire mettere in crisi la stragrande maggioranza. Gli alberghi non sono solo alberghi a 5 stelle da 500 euro al giorno, ma il 95% delle strutture sono alberghi stagionali e con prezzi totalmente diversi. Dobbiamo renderci conto di quello che stanno facendo e assolutamente bloccarli. Questo metterebbe totalmente fuori mercato un comparto intero che non deve vedersela con competitor internazionali che operano in regimi fiscali completamente diversi dai nostri e questo metterebbe a grave repentaglio tutto il sistema. La vostra richiesta che avete fatto al governatore, ai politici nazionali, locali, qual è? Quella senz'altro di fare ostruzionismo totale ad ogni possibilità. La rimodulazione in questo caso nell'IVA vuol dire semplicemente portarla dal 10 al 22% perché l'aliquota successiva è quella del 22%. Questo è inaccettabile. Questa sarebbe un'altra catastrofe, non è vaia ma è un'altra catastrofe. Aumentare l'IVA è da imbecilli, posso già usare questo termine, perché già stiamo mettendo in difficoltà i nostri imprenditori nel rimanere a galla rispetto a dei competitor che a livello mondiale hanno tutt'altre agevolazioni rispetto al costo del lavoro, alla pressione fiscale, anche alla burocrazia, quindi mettere anche un ulteriore balzello del 12% in più, perché stiamo parlando dal 10% al 22%, vuol dire che dopo la tassa di soggiorno, dopo i demanio e quindi i canoni idrici, dopo i vari balzelli, aumentare anche questo, chi lo paga? Lo paga il consumatore finale, vuol dire che saremo sempre meno competitivi e metteremo in difficoltà i nostri imprenditori, quindi assolutamente il Veneto abbiamo capito ormai che è la vacca da mungere, però ricordiamo che 18 miliardi di euro di fatturato non sono soldi ed economie che vanno nelle tasche solo dei nostri imprenditori, ma ci sono migliaia e migliaia di famiglie che vivono grazie a questi imprenditori lungimiranti. Dobbiamo pensare che diminuire o abbassare l'asticella della potenzialità dei nostri imprenditori vuol dire lasciare a casa anche qualche migliaio di famiglie e di giovani che vanno a lavorare attraverso queste stagionalità. Una riflessione al governo va fatta e va fatta in modo serio.